Parla tifoso dell'Azzurra. Notizie straordinarie da condividere con voi oggi. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente ad una riunione del municipio e ha fatto commoventi dichiarazioni sullo scudetto e sulla città di Napoli. De Laurentiis ha espresso la sua emozione nel vedere le strade della città addobbate con immagini di icone napoletane come Diego Maradona, Massimo Troisi e De Filippo. Ha messo in luce lo spirito napoletano e quanto sia essenziale per la bellezza e l'imponenza della città. Per il presidente lo scudetto è un appuntamento molto atteso, ma non è una sorpresa. Sostiene che i cittadini di Napoli stanno vivendo questo momento come qualcosa che gli appartiene. E che ora è il momento di mostrare al mondo che è possibile vivere nella bellezza e nella tranquillità in questa straordinaria città. E voi napoletani? Come ti senti riguardo a questa notizia? Anche tu sei entusiasta di mostrare al mondo la bellezza e la grandezza di Napoli. Con queste emozionanti parole del presidente del Napoli, siamo certi che la città sia pronta a mostrare al mondo la sua grandezza e bellezza. Non vediamo l'ora di vedere il Napoli alzare lo scudetto e festeggiare questo traguardo storico. Quale icona napoletana vorresti vedere omaggiata per le strade della città? Lascia il tuo commento qui sotto e condividi la tua opinione con noi, e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per altre interessanti notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre!